Buongiorno, sono Marino Branduzze e oggi siamo a Castiadas. Se per fortuna sarete qui vicino, troverete bei posti, gente buona e ottima cucina. Non rilassatevi, per tenervi in linea vi propongo di visitare le riserve delle forestali di Sacva Calente, dove ci sono vari sentieri escursionistici. Il primo sentiero è un percorso florofaunistico, è attrezzato con cartelli e indicazioni sulla flora e la fauna che li dimorano. Qualcosa è un po' da sistemare, ma il sentiero è ben segnalato, pulito e pieno di fiori. Quando terminiamo il sentiero, vediamo che c'è la possibilità di uscire o proseguire prendendo altri percorsi. Prendiamo la deviazione verso il nido dell'aquila. È un sentiero come nelle fiabe, pieno di ruscelli, fontanelle, strampiombi e la strada che sembra resistere solo grazie alle radici degli alberi che la sostengono. La foresta assomiglia a una giungla con il rumore del fiume sottostante. All'improvviso il sentiero si interrompe lungo le rive di un ruscello. Attraversarlo è difficile a causa delle liane spinose. Chiedo cortesemente se qualcuno conosce dove era il nido dell'aquila, di scriverlo nei commenti. Perché il sentiero si chiama così? Sono molto curiosa di sapere cosa si poteva trovare alla fine del percorso interrotto. Grazie in anticipo del vostro aiuto. Al rientro c'è una panchina romantica con un bellissimo panorama, vista montagne e valle fino al mare. Il sentiero mi è piaciuto e lo consiglio, solo ditemi dove era il nido dell'aquila, perché si chiama così e cosa noi abbiamo perso. Un'altra domanda: abbiamo trovato un fungo o fiore rosso come il pomodoro che spuntava dalla terra. Qualcuno conosce che cos'è? Grazie per la vostra attenzione. Vi saluto, alla prossima e buona giornata.